truffa delle criptovalute, i primi sequestri della Guardia di Finanza di Treviso portano alla luce i veri investimenti di 5 degli indagati nella maxi inchiesta tra Porsche, ville, vitigni. L'addio al piccolo Edward, morto sabato scorso in un incidente stradale a Spresiano. Lo hanno salutato in oltre 500. Eri amore puro, ha detto il parroco, respiravamo per te, le parole dei familiari. Per la morte di Silvano Morettoni, il 74enne di Sernaglia travolto da un albero ieri a Susegana, potrebbero essere indagate per omicidio colposo 3 persone. Scritte Novax alte fino a 5 metri sono comparse sulle pareti delle scuole di via Parudetti, danni per 20.000 euro, l'ira del sindaco, indagano i carabinieri. Stop a cessione del credito e sconto in fattura, il durissimo attacco dell'Associazione Veneta dei Costruttori dopo la decisione del governo sul super bonus Giorgetti nel mirino. Non piace ai produttori e ristoratori l'idea dell'etichetta con il consiglio del consumo massimo di 2 bicchieri di vino ideata dall'imprenditore vinicolo Bottega, fa male alle aziende, dicono. Affitti e vendite commerciali a Treviso, il centro storico con valori ben superiori alla media nazionale per un mercato decisamente rivoluzionato dal Covid. Calmaggiore, Piazza dei Signori chiusa al traffico, controlli della polizia locale pattuglia a vigilare contro i furti nelle auto, le misure per garantire a Treviso un carnevale in sicurezza da domani fino a martedì grasso. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, l'affaire, il caso delle criptovalute, la truffa dei bitcoin. I primi sequestri della Guardia di Finanza di Treviso hanno portato alla luce i veri investimenti di 5 degli indagati in questa maxi inchiesta tra Porsche, ville e vitigni. Porsche, Mercedes, Audi, vitigni pregiati, immobili, pacchi di soldi nascosti in casa. Ecco dove finiva buona parte degli investimenti dei clienti, mentre le vittime fiduciose aspettavano invano di veder realizzate le promesse. Il nuovo capitolo dell'inchiesta sulle criptovalute e la società NFT, la maxi truffa da 260 milioni di euro, ha visto in campo la Guardia di Finanza di Treviso che ha sequestrato beni mobili e immobili per 2 milioni di euro. Prima tranche di sequestri che non riguarda i 2 principali responsabili, Christian Visentin ed Emanuele Giullini, ancora a Dubai per rispondere delle accuse anche nell'Emirato, ma altri 5 indagati che hanno investito ruoli di direzione operativa nell'ambito della società o che hanno svolto attività di mediazione tra la NFT e la clientela. Un'associazione a delinquere, secondo la Procura di Treviso, che indaga anche in tal senso. Soddisfatti per questi primi sequestri illegali dei clienti truffati. Siamo certi che ne seguiranno di ulteriori perché le persone che a vario titolo sono responsabili dei danni subiti dagli investitori sono davvero molte. Il blitz delle Fiamme Gialle ha portato alla scoperta di ingenti somme di denaro nelle case dei responsabili e portato alla luce i loro veri investimenti. Uno degli indagati ha distratto 800.000 euro per acquistare 10 auto di lusso, tra cui una Audi Q8, una Mercedes GLE e una Porsche Cabriolet. Un altro indagato, a capo di un'azienda vitivinicola, ha usato fondi provenienti dalla società per acquistare immobili e terreni da adibire alla coltivazione di vitigni pregiati. In questo caso il sequestro ha colpito non solo i beni immobili, un valore di oltre 230.000 euro, ma anche disponibilità finanziarie per quasi 600.000 euro, che dovevano essere a breve utilizzate per perfezionare ulteriori compravendite immobiliari. Non è finita. Lo scorso mese sono stati sequestrati 8 orologi di lusso da 350.000 euro che uno dei principali indagati aveva acquistato con il denaro degli investitori e che stava tentando di rimpatriare dalla Svizzera per rivenderli senza però riuscirci, essendo stato fermato dai finanzieri a Ponte Chiasso. Tutte queste persone hanno commesso dei gravi reati e dovranno risarcire fino all'ultimo centesimo gli investitori. Questo gli investitori lo hanno capito e in maniera diligente ci stanno trasmettendo importanti informazioni che noi a nostra volta veicoliamo all'autorità giudiziaria. Per essere risarciti però è fondamentale procedere in tempi brevissimi al deposito dell'atto di denuncia querela. Chi non querela infatti con la recente riforma Cartabia non ha alcuna chance di essere risarcito. Il giorno dell'addio, del dolore oggi a Spresiano per l'ultimo saluto al piccolo Edward, morto sabato scorso in un incidente stradale a Visnadello. Era a bordo della macchina guidata dalla mamma. Eri amore puro, ha detto il parroco, respiravamo solo per te, le parole dei familiari.
Seguono con lo sguardo quei palloncini rossi, papà Moreno e mamma Nicole, mentre sul sagrato della chiesa di Spresiano ci sono solo silenzio e lacrime. È passato meno di una settimana da quando Edward, 4 anni appena, è morto poco distante a Visnadello. Si trovava in auto con la madre di ritorno dal pronto soccorso dopo una notte in bianco a causa di una bronchite. A essere fatale forse un colpo di sonno della donna vinta dalla stanchezza. Tutti i dettagli che passano in secondo piano nel giorno dell'addio. Oltre 500 le persone che hanno abbracciato Nicole e Moreno Bressaglia, a loro volta stretti in una consolazione profonda e reciproca. Accanto ai genitori, tra gli altri, i sindaci di Spresiano, Roncade e Treviso, dove Moreno Bressaglia ha in gestione un bar in piazza Burchiellati. Il ricordo più diretto è affidato a Daniela, madre dei fratelli maggiori di Edward, Evelyn e Gabriel. Sai già che ci mancherà tutto di te, il suono delle tue risate, le parole ibride date da 2 lingue, la tua perenne vivacità. Ci hai tolto il fiato, respiravamo per te, respiravamo con te. Amore è la parola più ricorrente, anche se davanti alla piccola bara bianca gli interrogativi sono tanti. L'invito di Don Giuseppe è di guardare il tempo vissuto assieme, per quanto breve. Ricordate la mia breve esistenza, la gioia che ho suscitato nei miei cari, nei miei genitori, nei miei familiari, i miei nonni. Ero una pura espressione di amore. Un amore che ha unito più famiglie, un sorriso, quello di Edward, che andrà oltre. I tuoi fratelli, Gabriel ed Evelyn, vogliono ricordarti che saranno i tuoi supereroi. Cammineremo insieme, sempre accanto a te, sempre vicino a te. Supereroi, solo io e te. 2 gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Domani intanto alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Tezze di Vazzola l'ultimo saluto a Giorgia Pizzinato, la 26enne morta nel terribile schianto di sabato sera a Marino di Piave, uno scontro frontale tra 2 auto lungo via San Pio X che non ha lasciato scampo alla ragazza poche ore dopo la tragedia di Edward. Non si è fermato per 2 volte all'ALT dei Carabinieri di Treviso, inseguito e bloccato. Un 30enne italiano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guidava senza patente. Il primo episodio è avvenuto il 14 febbraio in via Schiavonia a Preganziol. Nel pomeriggio l'automobilista, allo scopo di eludere l'ALT di un equipaggio della radiomobile di Treviso, si era dato a fuga a fortissima velocità, mettendo a rischio l'incolumità propria degli altri utenti della strada e degli stessi militari dell'Arma. Era riuscito però a far perdere momentaneamente le proprie tracce all'altezza del casello autostradale della 4. Il giorno dopo invece è stato intercettato da una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri di Casale sul Sile. Il 30enne è stato così bloccato e trovato in possesso tra l'altro di modiche quantità di stupefacente come eroina e marijuana. Il giovane, come accertato dai Carabinieri, si trovava alla guida con patente revocata alcuni mesi prima dalla prefettura proprio di Treviso. Per la morte di Silvano Moretton, il 74enne di Sernaglia della Battaglia, travolto da un albero ieri nella zona di Susegana, potrebbero essere indagate per omicidio colposo 3 persone. Omicidio colposo, sarebbe questo il reato che potrebbe essere contestato al fratello della vittima e all'amico. I 2, insieme a Silvano Moretton, stavano tagliando degli alberi. Ma a rischiare la stessa accusa potrebbe essere anche la proprietaria del fondo, dove i 3 stavano lavorando e che avrebbe dato l'autorizzazione al taglio delle piante. Il pubblico ministero affiderà il fascicolo ad un magistrato specializzato in questo tipo di casi. I 3 erano andati nel bosco in via Morgante a Susegana, posto che conoscevano, per effettuare dei lavori di pulizia della vegetazione. Ad un tratto il 73enne, mentre stava tagliando un grosso fusto alto circa 15 metri, ha finito il carburante della motosega e si è spostato per andare in macchina a prendere altra benzina. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe chiesto all'amico di continuare a segare l'albero.
Il tronco avrebbe dovuto cadere dalla parte opposta a dove si trovava lui, ma l'albero avrebbe colpito altre piante, cadendo dal lato inaspettato e centrando Morettone in pieno. Il 73enne è stato colpito tra il collo e la testa, perdendo immediatamente i sensi. Subito l'amico ed il fratello hanno chiamato i soccorsi, ma per Morettone non c'era più nulla da fare. La tragedia rientra negli infortuni sul lavoro e quindi, oltre ai carabinieri intervenuti sul posto, stanno ricostruendo il drammatico incidente gli ispettori dello Spisa dell'ULSS 2. Intanto la comunità di Sernaglia della Battaglia, dove Morettone viveva assieme alla famiglia, è sotto shock. Messaggi di cordoglio sia dal sindaco Mirko Villanova che dal parroco. Scritte Novax alte fino a 5 metri sono comparse questa mattina all'alba alle scuole elementari di via Paludetti. Siamo a Treviso, ci sono danni per 20.000 euro, l'ira del sindaco inevitabile e le indagini dei carabinieri. È la prima volta che io mi accorgo che sia successo qui a San Giuseppe, diciamo. Non avevo mai sentito in altri luoghi. Qua ci sono volute delle scale per fare una roba del genere? Suppongo di sì, scale e anche tempo soprattutto, quindi non oso immaginare. Non è stato un imbrattamento come tanti quello avvenuto la notte scorsa alle scuole elementari di via Paludetti, ma un'azione organizzata. Basta guardare alle scritte cubitali apparse sulla parete rivolta al parco giochi, poco distante un condominio, l'area è tutta recintata, espressioni Novax alte 4-5 metri. Penso il massimo esempio di stupidità, ma è inconcepibile, voglio dire, uno può avere il proprio dissenso alle cose, ma rovinare comunque, imbrattare, rovinare una cosa pubblica, comunque no. Operatori e residenti increduli, con i carabinieri che stanno indagando per danneggiamento, anche se non si esclude l'interruzione di pubblico servizio, scandagliate le immagini della videosorveglianza anche con il supporto della polizia locale. Su tutte le furie il sindaco Mario Conte che parla di un attacco alla democrazia e ai bambini, vietato parlare di bravata anche perché il conto è salatissimo. Ma ci vogliono almeno 20.000 euro semplicemente per cancellare le scritte. Ricordo che alcune sono alte quasi 5 metri e poi dovremo valutare ovviamente il rifacimento completo di tutta la scuola e quindi le cifre diventano davvero importanti. Lo faremo perché abbiamo rispetto soprattutto degli studenti di quella scuola, degli insegnanti e delle famiglie, però davvero dispiace vedere che ci siano ancora delle persone così ignoranti da manifestare in modo così scorretto il loro pensiero. Parliamo di super bonus. Ieri lo stop a cessione del credito e sconto in fattura annunciati dal governo. In queste ore la durissima presa di posizione dei costruttori. Stiamo uccidendo coloro che hanno creato ricchezza, che hanno creato PIL, che producono e producevano in maniera onesta. Giorgetti però capisco che sia un fedele soldatino di Draghi e che abbia ordinato Draghi e che Giorgetti stia ubbidendo e che quindi il boia stia decapitando le nostre imprese sul nostro territorio. E non sta decapitando solo le nostre imprese, ma sta decapitando un'economia nazionale che era importante. Un attacco frontale, diretto, quello del numero 1 dell'ANCE regionale Paolo Ghiotti al governo, dopo il via libera in Consiglio dei Ministri del decreto legge sul super bonus 110%, che di fatto blocca lo sconto in fattura e la cessione dei crediti sui bonus fiscali, inserendo il divieto di acquisto per gli enti locali dei crediti già in circolazione. Il ministro Giorgetti in conferenza stampa aveva illustrato il provvedimento parlando di una misura necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata. Io credo che scellerata non sia la politica del 110, ma scellerata sia la scelta che è stata presa, anche perché penso che non conoscano quali sono le conseguenze di questa manovra. Nella nostra regione il provvedimento interessa oltre 6 miliardi di investimenti, 5.000 imprese in difficoltà, 500 milioni di euro bloccati, 9.000 posti di lavoro a rischio. Viene da piangere pensando a quelle che saranno le conseguenze. Continuo a ricevere telefonate di colleghi disperati che mi chiedono cosa possono fare. Aggiunge Ghiotti che non c'è il malumore di un intero settore pronto ad azioni forti. Una mobilitazione di piazza che potrebbe partire proprio dal Veneto, seconda regione in Italia per interventi realizzati proprio grazie al superbonus. Siamo con l'acqua alla gola, cosa possiamo fare? Io non dico di andare avanti al governo con le ruspe, certo è che questa moria creerà veramente una grossa difficoltà. Ci faremo sentire
ma penso che a questo punto le sole parole non bastino, perché ne abbiamo fatte tante e tante sono state le promesse. Un allarme che riguarda da vicino le aziende edili trevigiane, così la Confartigianato. La provincia di Treviso è stato il primo ente locale in Italia a divenire concessionario di credito d'imposta per il superbonus e oggi, dopo lo stop deciso dal governo con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri, conferma la bontà di quel provvedimento e sottolinea che sarebbe disposta a rifarlo. Il direttore generale Carlo Rapicavoli definisce quell'operazione del valore di 14,5 milioni perfettamente lecita, vantaggiosa sia per l'ente che per il sistema. I segnali di una misura in arrivo per limitare il meccanismo della cessione del credito si stavano facendo ricorrenti, ricorda tuttavia il direttore generale, e quindi abbiamo scelto di non procedere ad altre iniziative in questo senso. Ora valuteremo il testo del decreto, conclude Rapicavoli, e soprattutto quello della sua conversione in legge. Ricordiamo che la provincia di Treviso ha già fatto l'acquisizione dei crediti fiscali e quindi sostanzialmente è stata un'apertura incredibile da parte degli enti locali, quindi su questo non possiamo fermare questo volano, altrimenti, che è appena partito, altrimenti veramente ci si ferma tutti. Proprio quando gli enti pubblici locali hanno intuito di poter essere parte attiva dello smobilizzo dei crediti del superbonus 110%, arriva con la pesantezza di un macigno l'ennesimo orientamento governativo che ottiene l'immediato effetto di bloccare ogni possibile evoluzione positiva. Continua il numero 1 della Confartigianato trevigiana. Manca liquidità, le aziende si stanno fermando facendo un'attività comunque che era lecita, che era quello che comunque il governo ci aveva indicato di fare. Quindi dopo 1 anno e mezzo, 2 anni, trovarci in queste condizioni secondo me è qualcosa che non è, passatemi il termine, leale nei confronti di molte imprese artigiane che hanno rischiato tutto, che stanno rischiando tutto. I 6 miliardi investiti fino ad oggi in Veneto con il 110%, prosegue Bernardi, hanno attivato un valore della produzione totale di oltre 12 miliardi di euro e secondo alcune stime potrebbe esserci 1 miliardo 400 milioni incagliati in pancia a migliaia di imprese. Questa misura, conclude il Presidente, metterà in difficoltà anche quelle imprese che godono di buona salute. Oggi vanno in crisi anche quelle imprese che andavano e vanno sicuramente bene. Sempre l'economia con la tessitura a monti di Maserà del caso dei 90 esuberi previsti dall'offerta dell'acquirente svizzero. L'unità di crisi della Regione ha incontrato ieri l'azienda su richiesta di sindacati contrari a questa ipotesi. Sentite le parole dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzanna. Stiamo monitorando la situazione perché sono ore cruciali. Lunedì scade il termine per verificare la bontà della proposta di acquisizione che è sul tavolo dell'amministrazione straordinaria. Lunedì sera verificheremo la conclusione, speriamo positiva, dell'acquisizione e poi faremo però ulteriori valutazioni e considerazioni. Un altro fronte polemico: non piace ai produttori e ristoratori l'idea dell'etichetta con il consiglio del consumo massimo di 2 bicchieri di vino ideata dall'imprenditore vinicolo bottega. Ottimo marketing, dicono, ma fa male, malissimo alle aziende. La considero anche un'immagine più che altro per l'azienda. Un'ottima operazione commerciale, e questo è il commento prevalente nel mondo del vino all'iniziativa di Sandro Bottega dei 2 bicchieri al giorno come dose consigliata. Un'operazione commerciale che però non fa bene al settore proprio per il concetto di dose massima che di fatto strizza l'occhio all'Europa e alle etichette che equiparano il vino alle sigarette. È a dire ne bevi 2 bicchieri perché altrimenti fa male, è come dire effettivamente il vino fa male, però non è così. Nella mia dieta mediterranea c'è sempre stato il vino, non c'è mai stato 1, 2, 3 bicchieri, è sempre il bere consapevole, moderatamente. Poi persone di una certa stazza ne possono bere 3, 4 bicchieri, ma gente un po' più mingerlina, un paio di bicchieri vanno bene, ma non dire 1, 2, 3, ecco, questo no. E se l'obiettivo era quello di responsabilizzare soprattutto i giovani, il messaggio a Sandro Bottega è chiaro: non bisogna confondere il vino con i superalcolici. Sappiamo che l'alcol non fa bene, soprattutto per i giovani, dico che tante volte si identifica l'alcol sempre con il vino, invece secondo me i giovani bevono tantissimi superalcolici, il vino fa bene, soprattutto se rosso perché contiene antiossidanti, polifenoli che fanno bene, prevengono infarti e quindi è quasi curativo.
berne 2 bicchieri al giorno, 3 bicchieri al giorno, questo non ha importanza, è un bere consapevole e moderato, possono essere utili anche 4 bicchieri al giorno di vino. Tesi confermata anche del mondo della ristorazione. Non so se 2 bicchieri al giorno siano la dose giusta, però è bello sensibilizzare la gente su questo. E se fosse stata veramente un'operazione di sensibilizzazione, conclude il mondo del vino, sull'etichetta bottega avrebbe dovuto consigliare ben altro. Il vino non si beve perché hai voglia di bere per dissetarti, lo bevi per degustare. Questo è il vino, lo bevi mangiando, apprezzandolo e abbinandolo a un cibo che comunque si abbina a quella tipologia di vino. Questo è il vino va bevuto apprezzandolo. Bevi consapevoli, cerca di bere dei vini, soprattutto io sono un fautore del vino rosso, bevi autoctono, bevi raboso che contiene tantissimo resveratrolo e fa bene, previene gli infarti. A maggio per una TAC, dopo l'appello lanciato da Marilena Rosada, già colpita da linfoma, la risposta del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi è stato un errore, per i malati oncologici c'è la priorità e aggiunge sempre Benazzi, siamo l'ULSS che fa più TAC di tutto il Veneto. Gli oncologici e le BE oggi, tramite un protocollo che abbiamo fatto interno, cerchiamo di soddisfarle assolutamente nei tempi. Possono variare 5-6 giorni. Nel caso della signora, purtroppo, il CUP ha capito male, non pensando che fosse una paziente oncologica. Così il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che è subito intervenuto dopo essere venuto a conoscenza della vicenda. Marilena Rosada ha combattuto contro una malattia che fa paura, il linfoma. Da qualche tempo lei è tornata a stare male. Il medico le ha prescritto un TAC per verificare che i nuovi sintomi che si sono ripresentati non siano quelli di una recidiva. La preoccupazione è tanta, ma a lasciarla senza parole è stato il CUP. Per l'analisi deve attendere maggio. Appena saputo che la paziente era oncologica hanno parlato ovviamente con la radiologia e il dottor Morana l'ha fissata adesso nei tempi corretti, per cui ci scusiamo del disguido, ma anche altre volte alla signora avevamo dato l'età con gli esami che doveva fare e nei tempi previsti. Intanto l'ULSS continua a lavorare per cercare di ridurre il più possibile le liste d'attesa per gli esami. Stiamo lavorando ovviamente su 2 fronti perché come sapete ci mancano gli specialisti, non è che li troviamo facilmente, stiamo lavorando su 2 fronti. Il primo è quello dell'appropriatezza prescrittiva che riteniamo che sia fondamentale per ovviamente alleggerire le richieste, perché chi non ha bisogno, chi potrebbe trovare soluzioni diverse, le trovi col medico di famiglia, con i nostri specialisti, e poi creando ovviamente un canale interno dove la presa in carico di pazienti già seguiti dai nostri medici verrà fatta immediatamente senza bisogno che la persona passi dal proprio medico. Di benzina, carnevale e tanto altro parleremo subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta per tornare a parlare di caro benzina e della battaglia dei gestori delle pompe di carburante, soprattutto sull'esposizione dei cartelli con il prezzo medio. Noi gestori, visto che siamo presi in mezzo a tutti, abbiamo deciso di prendere l'iniziativa di chiedere al governo, mediante raccolta di firme online o anche proprio direttamente sugli impianti, in modo che venga istituito l'osservaprezzi beni di prima necessità, dove tutti i beni di prima necessità i negozi metteranno i prezzi e che sui negozi espongono il prezzo medio del latte, del pane, tutto quello che serve, della pasta, ma che il cliente quando entra sa qual è il prezzo medio e sa se quel commerciante è bravo o meno. Parte con una provocazione la protesta dei gestori dei distributori di carburanti che non accettano la decisione con cui il decreto carburanti licenziato dal governo Meloni prevede l'obbligo per i distributori di esporre cartelli con i prezzi medi, pena sanzioni salate. Una invenzione che qualcuno nel governo ha fatto, per i quali pensano che mettendo il cartello del prezzo medio presso ogni distributore praticamente si va a calmierare la speculazione, che non c'è, perché comunque i prezzi a gennaio sono aumentati esclusivamente per l'aumento delle accise, quindi una baraonda per nulla. I gestori proponevano soluzioni diverse, ma non sono stati ascoltati. Sembrava che il governo accettasse di fare questa retromarcia, invece nel cartello mettere un QR code, che è una cosa molto semplice, ma per motivi interni alla maggioranza sono arrivati a mettere la fiducia sul cartello.
La fiducia è stata posta dal ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La votazione si terrà lunedì 20 febbraio, ma i gestori promettono battaglia. Su una banalità del genere no. Oltretutto noi, ma non solo noi, appena la legge sarà efficace ci rivolgeremo all'antitrust italiano e comunitario perché quel cartello è anticoncorrenziale. Altro fronte caldo, caldissimo, quello dello stop alle auto a benzina e diesel dal 2035 votato dal Parlamento europeo. Questa la reazione, la riflessione degli automobilisti. E non pensa di comprare un'auto elettrica subito lei? No, perché costa tanto, costa un sacco di soldi, o no? Se no faceva fare come gli americani che ora gli dai i soldi a gente e ora compra macchine elettriche, o no? Quindi ci vuole l'incentivo? Certo, se la gente vuole spendere più soldi per comprare una macchina elettrica costa molto di più. È proprio il discorso che delle batterie una mia coinquilina che abita sopra di me ha una ibrida, sì. Una batteria che ha detto che aveva cambiato batteria costa 2.000 euro. Un NCC potrebbe funzionare meglio con un'auto elettrica? Ce l'abbiamo, un disastro. Come mai? Arriva fino a 280 km. E poi? E poi sperando di trovare la ricarica. Poche e ci vuole almeno 2 ore. Un disastro perché non facciamo chilometri e per noi vuol dire andare a Cortina, trovare la ricarica libera. E rimanere a Cortina. E rimanere a Cortina quel tempo per ritornare indietro perché sennò non puoi caricare. Lei si comprerà un'auto elettrica? Comprano volentieri. Perché secondo lei gliela deve comprare qualcuno, un incentivo? Certo che sì, certo. Ma sarebbe contenta ad averla? Sì. Quindi è una buona idea quella del Parlamento europeo? Però devono abbassare i prezzi delle macchine elettriche e dare incentivi per poterne comprare un'altra. Sì, sull'auto elettrica sono d'accordo, poi però bisogna vedere perché per l'auto elettrica ci vogliono altri componenti e bisogna vedere le materie prime dove le andiamo a prendere. Adesso vediamo, ci sono le guerre per quelle cose lì, quindi dovremo vedere. E ci vorranno anche le colonnine un po' dappertutto? Dappertutto, sarà un problema, insomma, non lo so. Ritorniamo a Treviso per la presentazione oggi a Cassugana dei dati su affitti e vendite commerciali proprio nel centro della città. Treviso città tra le più care d'Italia per affitti e vendite commerciali. 1.421 euro al metro quadro rispetto alla media italiana di 1.077 per compravendita e 14 euro metro quadro mese rispetto ai 10 di media del resto d'Italia. Dati presentati a Cassugana nell'ambito dell'accordo tra il Comune e uno dei portali immobiliari maggiormente utilizzati dagli italiani. Da un punto di vista commerciale Treviso è sicuramente in crescita dal periodo post-pandemico in poi. Un mercato ambito, considerando i numeri di immobili attualmente sul mercato. Abbiamo in questo momento su tutto il territorio comunale circa un 400-450 unità sfitte tra direzionali e commerciali, quindi parliamo di uffici e negozi. Situazioni diverse per vendite e affitti. Dal punto di vista degli uffici c'è più interesse in questo momento per l'acquisto. Per quanto riguarda i locali commerciali invece si nota una maggiore propensione all'affitto. Imprenditore medio-piccolo, l'identikit del compratore per immobili che vengono in genere rivoluzionati per adattarsi alle esigenze del post-Covid. Più efficienti, più connessi, più comodi per chi lavora in un ritorno all'ufficio dopo il tempo dello smart working, con aziende che per questo puntano a tornare in centro dopo le delocalizzazioni periferiche. Questa è la cartina dei quartieri più gettonati, dove si nota la presenza di ospedale per fiere selvane e a piani per Santi 40 come attrattori di imprese. Dati che il Comune sta già utilizzando. Trovare anche quella cartina di tornasole che consentisse in un unico contesto di avere accesso ai bandi, vedere come si ottengono i contributi e anche su quale tipo di locale spenderli. 10.000 euro a fondo perduto per allestimenti e avviamento aziendale per un bando comunale che viene costantemente rinnovato. E se il mercato commerciale è attivissimo in centro, questi dati danno una chiara indicazione per le periferie. Non essere troppo esosi e venirsi incontro e superare questo periodo, diciamo, sicuramente non facilissimo per l'economia in generale.
Dall'economia alla politica per un'altra presentazione nella sala consiglieri di Casugana, il passaggio di Domenico Lo Sapio da ex grillino a Treviso Civica di Franco Rosi, questo in vista delle comunali. Ringrazio Treviso Civica di avermi accolto nella lista. La scelta che abbiamo fatto di andare insieme alle elezioni diciamo è figlia di quella che è l'attività in Consiglio Comunale in questi anni. Da grillino a civico. Questo è il percorso politico di Domenico Lo Sapio, arrivato al Palazzo dei 300 sull'onda dei 5 Stelle, per poi dal 2019 passare non senza scie velenose da parte di grillini al gruppo misto in Consiglio Comunale. Componente della minoranza, in questi anni si è concentrato soprattutto sul territorio e ambiente e qui ha trovato il punto di contatto con la lista Treviso Civica dell'ex presidente del Consiglio Comunale della Giunta Manillo, Franco Rosi. Noi ci siamo basati su quello che è successo. In Consiglio Comunale abbiamo condiviso le battaglie sul consumo del suolo, sui temi della cultura cittadina. Lui è stato molto, molto vicino a temi che noi condividevamo e reciprocamente. E credo che sia giusto che quando c'è una comunanza di intenti si lavori assieme. Scelte in vista delle prossime comunali per le quali al momento il Viminale non ha ancora stabilito la data. Il fatto che ci sia un candidato Denardi che sia dichiaratamente civico, diciamo che per me è stato un altro elemento essenziale per entrare a far parte di questa squadra. Candidato al Partito Democratico che segna comunque già il movimento di idee per la città, che almeno per Treviso Civica sono ben chiare, in alternativa a Mario Conte. Io credo che sia importante avere una visione di crescita di questa città. Questa città deve crescere in qualità e soprattutto in prospettive, ha le possibilità perché i trevigiani hanno delle risorse, è impigrita e dormiente, noi dobbiamo svegliarla. Rimaniamo a Treviso per parlare del Carnevale, la festa al via da domani nella massima sicurezza. Da domani per tutto il fine settimana fino a martedì grasso, quando per le vie del centro sfileranno i carri allegorici, a Treviso si attendono 100.000 presenze al giorno e la macchina della polizia locale è già in moto per garantire a bambini e adulti un carnevale in totale sicurezza. Per questo, in accordo con il sindaco Mario Conte, si è deciso di replicare la misura adottata in occasione delle festività natalizie. Chiudere Calmaggiore e naturalmente Piazza dei Signori per cercare di creare una grande isola pedonale, quindi sia domani che domenica pomeriggio dalle 14 alle 18 Calmaggiore, Piazza dei Signori e le strade che arrivano in queste zone saranno precluse al traffico. A disposizione di chi arriverà in città i parcheggi esterni alle mura indicati con l'apposita cartellonistica. 15 volontari di protezione civile affiancheranno uomini e donne della polizia locale, predisposta anche una pattuglia a vigilare sui parcheggi. Temiamo che ci possa essere qualche malintenzionato, quindi ci sarà una pattuglia di prevenzione per i furti, quindi credo sia un servizio nuovo, molto importante per chi verrà a Treviso. Sicurezza ma soprattutto festa, parliamo di Carnevale, una festa, un evento che vi racconteremo rigorosamente in diretta martedì 21, subito dopo la nostra prima edizione, infatti dalle 14:30 la grande e tradizionale sfilata dei carri mascherati lungo le vie della città, un evento che torna a Treviso dopo ben 4 anni. E a proposito di weekend dobbiamo guardare insieme le previsioni del tempo del nostro generale Iannicelli. Continua la presenza incontrastata di un ampio anticiclone, ormai dura da settimane potremmo dire, e che protegge un po' tutte le nostre zone. Naturalmente abbiamo visto che la presenza prolungata dell'anticiclone, come sempre, ha favorito e sta favorendo formazioni di nebbie che si formano anche intensamente durante la notte e nelle prime ore del mattino e poi hanno difficoltà addirittura a dissolversi. Ma soprattutto questo anticiclone, evidente dalla carta, non permette il passaggio dei sistemi perturbati e senza sistemi perturbati, senza afflusso di aria umida non abbiamo pioggia. Possiamo dire che finora per febbraio non abbiamo avuto una goccia, 1 millimetro di precipitazione e probabilmente il mese si concluderà quasi a zero con le precipitazioni e questo sta creando qualche problema. Quindi presto detto, un fine settimana all'insegna del tempo stabile, in parte rovinato dalla formazione delle foschie e delle nebbie che, ripeto, tendono con difficoltà a dissolversi durante le ore centrali della giornata e poi si ripresentano durante la serata. Solo questo. Per la prossima settimana poi quindi ancora tempo stabile, non cambia, le nebbie
nebbie tendono ad attenuarsi e quindi il periodo carnavalesco per le sfilate è salvo, non avremo problemi, se no forse un po' di foschia. I venti sono deboli, di direzione variabile con questa situazione naturalmente. Le temperature sono ballerine pure queste, perché abbiamo le massime intorno ai 7-8 gradi, ma se il sole è alla meglio, quindi si rasserena completamente il cielo, schizzano verso i 14-15 gradi, come è successo già qualche giorno fa. E i valori minimi non dovrebbero andare al di sotto dei 4, 5, 6 gradi. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Andiamo adesso a Belluno. La cronaca in primo piano con le indagini che sono in corso per ricostruire le ultime ore di vita del ventenne trovato morto ieri a Misurina. La Procura della Repubblica di Belluno ha aperto un fascicolo sul caso per fare chiarezza. Bisogna capire se si sia trattato di un incidente o di un malore. Tragedia sulle piste di Misurina. Malore fatale per un giovane originario della Repubblica Ceca che stava sciando. Chi era con lui inizialmente lo ha aspettato in pullman, poi, visto che non arrivava, sono iniziate le ricerche, allargandole man mano fuori dal tracciato dove, a metà pista, in un punto non visibile, verso sera, il ventenne è stato ritrovato a terra, privo di vita, senza segni di traumi evidenti. Ieri, in Col de Varda, nessuno si era accorto di quanto era accaduto lungo il pendio a fianco dell'Istituto Pio XII, tanto che non è certo neppure l'orario in cui è avvenuta la tragedia. Scioccata la comunità, i cui sentimenti sono così espressi dal primo cittadino. Dunque abbiamo appreso ieri di questa triste notizia di questo povero ragazzo che purtroppo è venuto a mancare mentre stava sciando sulle piste del Col di Varda, e l'amministrazione comunale e tutta la comunità di Auronzo è rimasta sconvolta, scioccata di questo spiacevole fatto di cronaca. Purtroppo le cause ancora a noi sono incerte, aspetterà poi al medico fare gli accertamenti della causa del decesso del ragazzo. Va a tutta la famiglia e agli amici la nostra massima solidarietà, siamo vicini per quanto possibile alla famiglia del defunto e con grande rammarico diamo questa brutta notizia ai telespettatori. Per procedere alle ricerche erano stati allertati anche i volontari della stazione di Auronzo del soccorso alpino ed era stato fatto intervenire anche l'elicottero del SUM facendolo atterrare davanti all'Alpenrose alla partenza della seggiovia. Sconvolti i compagni del ragazzo che si trovavano in Val d'Ansiei per un periodo di vacanza. La politica, gli indomani del congresso provinciale di Belluno, volano gli stracci. Marianna Hofer, primo cittadino di Valle di Cadore, all'indomani del congresso provinciale di Belluno della Lega, ha trasmesso da militante un esposto denuncia alla Procura della Repubblica, segnalando presunte violazioni del regolamento interno nelle modalità di votazione. L'oggetto dell'esposto riguarda la promozione ai militanti di un gruppo di soci sostenitori, concedendo loro diritti che la prassi prevede possano essere attribuiti non prima di 6 mesi di militanza, previa discussione del direttivo locale e via libera definitivo della segreteria veneta. Secondo Hofer, non essendo state rispettate queste regole, ciò invece potrebbe mettere anche in discussione l'esito stesso del congresso. Io come segretario provinciale posso dire semplicemente che non sono opportunamente informato a tal punto da poter giudicare. Indubbiamente c'è un esposto, a questo punto ci sarà il tribunale che valuterà se è il caso di procedere o meno. L'intento di Hofer non ha natura di parte, ma vuole difendere un punto di diritto relativo alla trasparenza nella partecipazione elettorale interna al partito di appartenenza. Non è dato sapere se e quali iniziative vorrà intraprendere il magistrato. Lunedì prossimo il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrini insieme all'assessore Franco Roccona presenterà il progetto esecutivo definitivo per il nuovo piazzale del Nevegal. L'investimento coperto interamente dai fondi della PNRR è di 938.000 euro. Il primo progetto ereditato dalla passata amministrazione prevedeva interventi nei 2 piazzali a nord e in una parte della sentieristica. Nel nuovo disegno i lavori invece si concentreranno nel piazzale centrale che sarà adeguato per favorire
favorire l'accessibilità, arredato con panchine e fioriere con un sentiero d'accesso al campo scuola. L'intervento coinvolgerà anche l'area dei parcheggi, l'illuminazione pubblica, la segnaletica per favorire la sicurezza dei pedoni e il manto stradale. Così sul Nevegal. Saliamo a Cortina perché sono stati avviati in località Ronco come da cronoprogramma i monitoraggi necessari per poter iniziare i cantieri per lo strip out della pista da bob Eugenio Monti. Si tratta del primo stralcio funzionale dell'intervento di riqualificazione della pista che fu protagonista dei Giochi Olimpici invernali del 1956, primo passaggio che una volta concluso porterà poi a successivi lavori finalizzati alla piena realizzazione del nuovo sliding center. Una volta completati i monitoraggi è previsto che l'intervento di strip out prenda avvio il 28 di febbraio. Non ho altri aggiornamenti da darvi, quindi da Belluno e Treviso è tutto anche per questa edizione. Vi lascio le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Continua la presenza costante dell'anticiclone anche in questo weekend. Clima mite, ma la stabilità favorisce l'accumulo di smog e peggiora la siccità. Sul Veneto la grafica di sabato 18 febbraio ci mostra un cielo grigio e nebbioso. Non sarà così soltanto la mattina, ma un po' per tutto l'arco della giornata, specie in pianura e nei fondovalle. Attenzione a foschie anche fitte. Temperature stazionarie o in locale aumento, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece tra gli 8 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto con foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde. Non si escludono locali pioviggine, specie verso est, schiarite e soleggiate invece sulle Alpi e in quota. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà decisamente più soleggiato, con nuvolosità alta e locale presenza di foschie, ma nelle ore più fredde. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 13-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.